Il Novara, che ha riacquistato grande morale dal pareggio in rimonta di Bergamo con l'Atalanta, punta a tornare a vincere in casa dopo i 2 pareggi interni consecutivi. Il Sassuolo, 4 punti nelle ultime 2 gare, vuole uscire imbattuto da un campo diventato così prestigioso, e non solo per il nome. È sfida inedita per la serie cadetta, piemontesi imbattuti in casa. Le formazioni: Novara in campo con Wicani a guardia dei pali, a presidio della retroguardia Geller, Lisuzzo, Ludi e Gemiti, in mezzo al terreno di gioco Rigoni, Porcari e Parola, Motta, dietro agli attaccanti Rubino e Bertani. Risponde il Sassuolo con Pomini in porta, difesa a 4 formata da Bianco, Rea, Polenghi e Donazzan. Nella zona nevralgica del campo Valeri, Riccio, Fusani e Bocchetti, le punte Bruno e Quadrini. Dirige l'incontro Emilio Ostinelli di Como, riceve la collaborazione di Marrazzo e Cucchiarini. Quarto uomo Monaco. Il cielo è grigio, la temperatura attorno ai 7 gradi, presente una leggera foschia, 4.000 circa gli spettatori. Incontro iniziato da 2 minuti e 30 e c'è subito la prima conclusione della partita. La effettua il Sassuolo, il tiro però è finito lontano dai pali della porta difesa da Wicani. La linea allo studio. È appena esaurita un'azione offensiva del Novara con la rimessa dal fondo del portiere Pomini, ma eccolo il rapido capovolgimento di fronte, il tentativo di Bruno, poi cade a terra il giocatore del Sassuolo, esattamente Quadrini. Le proteste perché volevano il calcio di rigore, ed ora invece c'è Bertani, il tiro e la parata con i piedi da parte di Pomini. Che cosa è successo? In pratica un momento in cui le squadre, lasciando andare tatticismi esacerbati, si sono improvvisamente allungate. Assistiamo dunque a rapidi capovolgimenti di fronte. Poco fa aveva reclamato il calcio di rigore del Sassuolo, poi sul contropiede si è trovato Bertani praticamente solo davanti al portiere. Il tiro e la respinta con i piedi da parte di Pomini. Avvincente ora la partita, 26 minuti, Novara 0, Sassuolo 0, Reggio Calabria. Silvio Piola, la ripresa è iniziata da 5 minuti 10 secondi, risultato sempre quello di partenza, pochi sussulti nel primo tempo, un rigore reclamato dal Sassuolo per farlo nell'area piemontese su Quadrini e una traversa colpita da Bocchetti ancora per gli emiliani. Per i padroni di casa conclusioni fuori di Porcari e Rubino, tiro di Bertani su Pomini. Nel Novara inizio del secondo tempo, dentro Scavone, per Parola c'è un calcio di punizione dalla 3/4 campo per il Novara, pallone basso già rinviato dalla difesa del Sassuolo. Non è il bel Novara che era arrivato in pratica a comandare il gruppo prima il gol dell'Ascoli. Dicevo, non è il bel Novara che era arrivato in pratica a comandare il gruppo prima delle feste di Natale. I problemi si vedono tutti, manca fluidità di manovra, molti passaggi sbagliati e conclusioni pericolose che non si registrano. Sassuolo invece ordinato, con difensori che braccano e controllano con successo gli attaccanti avversari, e nel finale di primo tempo un paio di tiri pericolosi. Dunque qui ancora 0-0 tra Novara e Sassuolo, la linea Reggio Calabria. Di pochi secondi in anticipo si gioca il 22esimo e 40 secondi, risultato che non cambia ancora a Novara, sempre 0-0, ma coppia centrale del Sassuolo in confusione al 21esimo, e per poco non ne ha approfittato Bertani, il cui tiro è finito di poco alto sulla traversa. Un minuto fa nel Sassuolo fuori Quadrini e dentro De Falco, ed ora ancora il Novara che cerca ora di attaccare con più decisione, con più puntualità, ma questo passaggio risulta troppo lungo per Gonzales. Pallone che sfila in fallo di fondo per la rimessa che sarà effettuata dal portiere Pomini. I minuti dunque sono 23, 0-0 al Silvio Piola tra Novara e Sassuolo, Reggio Calabria. Siamo arrivati al 24esimo minuto, sempre 1-1, proiezione insidiosa di Taddei per la Triestina, area di rigore, interviene in acrobazia Cosenza, anticipa l'avversario e spedisce la palla fuori dal terreno di gioco. Si riprenderà con una rimessa laterale a favore della Triestina, ricordiamo il parziale, siamo sempre sull'1-1 nella fase non collegata. Ha provato la squadra Amaranto ad alzare il ritmo, a riprendere in mano l'iniziativa del gioco, ma l'uscita... Scusami Raffa, microfoni chiusi, attenzione ai colleghi che non sono collegati, grazie, prego.
dove non si sblocca il risultato. Incredibile al 24esimo retropassaggio, ma attenzione al Novara, questo cross al centro dell'area rinviato soltanto per un attimo, la difesa del Sassuolo, controcross sbagliatissimo e regalato un fallo laterale al Novara da Donazan, che pensava che il pallone non uscisse sul fondo e lo ha messo in fallo laterale. Dicevo, incredibile al 24esimo retropassaggio da molto lontano di Bruno, che per poco non ha sorpreso il suo stesso portiere, il portiere del Sassuolo Pomini, che ha messo in angolo sulla battuta il colpo di testa di Scavone alto. Cerca di insistere ancora il Novara, ma ripeto, con pochissima lucidità. 28 minuti 30 secondi, Novara 0 Sassuolo 0 Reggio Calabria. Minuti di recupero, si gioca da 47 minuti la ripresa, dunque 120 secondi alla fine. Il Novara sta perdendo la grande occasione di poter raggiungere al secondo posto il Siena, ma onore al Sassuolo perché ha giocato una più che onesta partita. Ora il Novara, che cerca di proiettarsi in avanti, ha già rinviato il Sassuolo, manca poco alla fine. 0-0 Reggio Calabria. Di pochissimo sopra la traversa della porta difesa da Pelagotti. Brughini, è finita Novara e Sassuolo 0-0. A te la linea.